Bene, eccoci qua. Allora, oggi Alpi Giulie, siamo nel gruppo dello Jofuart, siamo saliti fino al rifugio Corsi, questo qui dietro, una delle vergogne qua della zona, chiuso ormai dal 2018. Finalmente sembra che alla fine di quest'anno e quindi per il prossimo anno partiranno i lavori di ristrutturazione e verrà riaperto probabilmente uno dei più bei rifugi che abbiamo da queste parti. Ci siamo fermati, abbiamo bevuto un sorso d'acqua, fatto una breve pausa prima di intraprendere la salita qui alla forcella, alla mia destra, la forcella del vallone, che ci porterà a scavallare verso il bivacco Cai Gorizia per poi attaccare il sentiero del Centenario, un sentiero attrezzato, una ferrata, che ripercorre alcune cengi e gallerie di guerra, che è stato attrezzato in occasione dei 100 anni del Cai di Gorizia. La salita prevede di passare attraverso questo vallone, lassù in forcella ci sono anche già 2 persone, poi praticamente il giro si può fare, diciamo, in senso orario e antiorario. Noi scenderemo e poi risaliremo su questo cucuzzolo e poi torneremo qui al Corsi e poi di nuovo a Malga Gran Tagar. Oggi giornata perfetta, neanche una nuvola, un po' caldo per essere il 10 settembre, ma insomma finché le giornate sono così bisogna sfruttare per fare questi giri d'alta quota. Siamo arrivati, questo è il bivacco Cai Gorizia e allora non è messo malissimo, ma forse il ricovero invernale del rifugio Corsi era un po' meglio. Classico rifugio Fondazione Berti, c'è qualche bene di prima necessità, qui c'è questo e poi c'è dietro qua un altro bivacco di Rio Bianco, questo qui, forma particolare, dentro c'è un tavolato con dei materassi. Adesso pausetta e poi andiamo dentro qui per il sentiero del Centenario che ci riporterà in forcella e poi scendiamo per dove siamo saliti.
Bene, giro terminato, siamo rientrati alla Malga Grand Agar, siamo fermati a bere una Radler e adesso 3 minuti siamo alla macchina. Oggi siamo saliti in macchina fino qui alla Malga, quando la Malga è aperta si può fare, e così ci siamo risparmiati un po' di dislivello per dare inizio all'escursione, altrimenti la macchina bisogna lasciarla sotto dove c'è il cartello di divieto. Quindi praticamente il giro è da Malga Grand Agar, Rifugio Corsi, Forcella del Vallone, poi siamo scesi al bivacco Cai Gorizia, Sentiero del Centenario, e poi siamo rientrati facendo un pezzo del sentiero che va al Passo degli Scalini, e poi siamo rientrati a Malga Grand Agar. Il Sentiero del Centenario è davvero divertente, è un sentiero attrezzato, ci sono tratti col cavetto, tratti senza, e poi c'è questo pezzo in discesa in galleria, molto suggestivo, galleria della Prima Guerra Mondiale. C'è una postazione da cannone, probabilmente austro-ungarica, vista la posizione in cui è situata la feritoia. È un bel giro, fatto così non è molto lungo, sono meno di 10 km, altrimenti il giro completo prevede lasciare la macchina sotto, venire su fino al Corsi, fare il Centenario nell'altra direzione in cui l'abbiamo fatto noi, poi scendere Capanna Cai Gorizia, bivacco Brunner, e poi eventualmente Re di Sassoni, oppure scendere per il sentiero normale, oppure altrimenti stesso giro al contrario. Chiaramente giro molto più lungo, molto più dislivello, però insomma se la Malga è aperta si può venire in macchina fino qui. Qui è zona bellissima, ci sono molte persone, diversi sugli Off-Wart, Cime Castrain, ci sono un sacco di bellissime gite, difatti devo tornare perché io ero stato solo qui davanti a me a Lavinal dell'Orso, però è veramente una zona splendida. Allora, io come al solito ti invito ad andare sotto in descrizione per trovare, eventualmente ti lascio come al solito qualche link e informazioni sul giro. Come al solito ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!